Può un paese raccontare da solo la sintesi di un popolo? Per Resana del popolo veneto probabilmente sì, perché questo borgo, ad ovest di Treviso e a nord di Padova, raccoglie tra le sue vie e nei suoi nomi la sintesi della nostra storia veneta. Basta una bicicletta e un po' di tempo con la curiosità di leggere delle vie i nomi non dati a caso. Resana è legata profondamente ad un altro borgo trevigiano, Riese, indicazioni della dea Retia che ci fa capire come qui l'uomo ci sia sin dai Paleoveneti, tribù che migrò dall'attuale Turchia per vivere definitivamente tra il Tagliamento e il Po. Villaggi sorti sulle motte, cumuli di terra derivati dallo scorrere caotico delle acque, in questo caso sorgive dell'attuale Muson dei Sassi. Fiume che prima i Romani, poi i Veneziani ed infine la modernità hanno piegato al volere dell'uomo. Per molti la Resana originale era sulla motta di Castelminio, detto anche Brusaporco, un nome tutt'altro che fantasioso perché legato ai riti della natura, con l'iniziazione dei giovani guerrieri che dimostravano il loro valore cacciando i cinghiali poi arrostiti in una grande festa collettiva. Resana è anche fusione tra Veneti e Romani, che qui realizzarono la Musis, ovvero il punto perfetto per tracciare la centuriazione, che oggi è la località La Mussa. Resana è importante centro tra due grandi città d'allora, Padova ed Asolo, collegate dall'Aurelia, importante asse viario ancora oggi visibile nell'antica via Loreggia, che qui piegava decisamente verso la Rocca Terricolli. Qui i commerci avvenivano nell'antico cambio cavalli, poi diventato per secoli osteria ed oggi località al Gallo. E poi via Castellari, che richiama l'antico castello del vescovo di Treviso, ancora oggi duca di Resana, che qui aveva il suo palazzo estivo. Chiesa che qui fuse la divinazione per Diana con l'Immacolata Concezione. A nord, lungo il confine con Castelfranco, c'era il bosco dedicato alla dea della caccia e dei soldati, vergine che nessun mortale poteva anche solo immaginare nella sua nudità. Si presentava nel quarto di luna crescente come Selene, la divinità greca, e come più tardi divenne l'immagine dell'Immacolata Concezione di Maria, alla quale proprio nella stessa area boschiva per secoli veniva venerata in una cappella campestre. Veneti e veneziani che qui investirono in ville e coltivazioni, testimoniate nel complesso Loredan Morosini, oggi Broglio. Sono tutte testimonianze concrete della lunga storia veneta, di cui abbiamo solo percorso un piccolo tratto, che vogliamo concludere con il capitolo dell'emigrazione, che in 3 ondate da fine 800 agli anni 60 del Novecento hanno portato i veneti in tutto il mondo. Da qui intere famiglie oggi testimoniano imprese e successi nei 4 continenti ed è forse per questo che molti considerano Resana il centro del mondo.